Gianfranco. Il fatto che si manifesti subito, anche in questa sede, il diritto degli imputati a dichiarare la propria innocenza e il principio della non colpevolezza, io credo che veramente cominciamo sempre dalla coda e mai dall'inizio. Se ci sono dei magistrati che con grande fermezza hanno fatto emergere il marcio che esiste in questa città, ecco perché la città è allo sfascio, come ha giustamente sottolineato l'onorevole Di Lella, ma non soltanto la città, perché sarebbe circoscrivere questo grande disgusto che hanno tutti i cittadini, e io sono uno dei tanti che ho disgusto per questa politica e forse per gran parte dei componenti di questa classe politica, salvo qualcuno che magari conosco personalmente e anche chi non conosco personalmente, ammettendo e riconoscendo una rettitudine morale che dovrebbero avere tutti i politici napoletani che ci rappresentano e nella gestione dell'amministrazione comunale, di quelle che sono, e anche in quella regionale. Ma si parla delle dimissioni della Iervolino che resta al suo posto e non capisco perché, o forse c'è anche una spiegazione, che questo cordone ombelicale che la lega, questa catena, questo anello che la lega alla regione, a Bassolino, io non capisco, anche Bassolino avrebbe dovuto fare un gesto del genere di grande dignità già da tempo, e invece troviamo che la Iervolino segue le sue orme e continua a seguirle nel marciume in cui siamo sprofondati. Non funziona niente in questa città, o pochissimo, e forse non nemmeno per merito dei nostri amministratori. Turismo, strade, asili, scuole, ma c'è di tutto proprio per dire: signori miei, chiudete il portone principale di Palazzo San Giacomo e anche quello di via Santa Lucia e andate a casa, perché la gente è stufa. Quando si va alle elezioni, no? Si pensa sempre, io vado a votare Tizio e Caio perché ho una grande fiducia, spero che riesca ad occupare un posto preeminente nell'amministrazione della città. Ma qua, ragazzi, Tangentopoli non è mica finita. Noi vediamo che dopo tanti anni, peggio di peggio, escono fuori delle cose veramente incredibili. Ma scusate, ma adesso hanno scoperto che la città era nelle mani di Romeo? Lo sapevamo tutti. Onorevole. E pensiamo che debba ancora uscire fuori dell'altra roba che farà veramente inorridire. Allora, io concludo subito, caro Antonio, dico questo. No, volevo dire che non si devono preoccupare, no, non sei mai d'accordo con nessuno. No, no, io penso che nessuno a Napoli possa essere d'accordo con tutto quello che c'è stato finora. Siccome hai chiamato in causa l'onorevole Di Lella, non le abbiano presi a calcioni e mandati via tutti quanti a casa. Scusa Gianfranco. Quando ci sono le elezioni, gli uomini politici che si propongono come personaggi al servizio della gente, e invece poi dopo, caro onorevole, succede sempre esattamente il contrario: diventano intoccabili, prepotenti ed arroganti, dei dittatori della politica, della nuova politica. Io spero che nel momento in cui ci si arrivi alle nuove elezioni non accada la stessa cosa che si sta perpetuando nel tempo, ma da una vita immemore. Napoli allo sfascio, Napoli può riprendere la sua strada, ma cambiando totalmente la classe politica, perché quella attuale veramente deve andare non in pensione, ma deve andare in esilio perenne. Io non ne faccio una questione politica, guarda, scusa Antonio, sarò brevissimo, così chiederò pure una risposta all'onorevole Di Lello su questo. Io vedo che la Tangentopoli di allora, operazioni Mani Pulite, è stata fatta perché c'era una corsa all'arricchimento, ai soldi. Adesso che cosa è successo? Voi ne fate una questione politica, però io noto che è sempre la stessa, il denominatore è quello dei soldi. Sempre i soldi. Sempre i soldi. Allora dico, ma fare il politico, arrivare a rappresentare un'istituzione, quella comunale, quella del governo della città, della regione, questo significa
andare lì non per rappresentare le esigenze della gente, per risolvere problemi della città, della regione, ma soltanto per mettersi in tasca dei soldi. È un mestiere vero e proprio, allora. Abbiamo capito il concetto. E anche oltre. Una ripresa del rapporto con la gente. Gianfranco? Ma andare a votare è l'unica possibilità che hanno i cittadini per riappropriarsi della città e di mandare a casa dei politici che hanno abusato soltanto del loro ruolo e della loro parte.